Pesana. Stroncato dai carabinieri un maxi traffico di droga da Roma a Mestre, 7 arresti, sequestrate migliaia di pasticche di giaba, la droga della pazzia, valgono oltre 200.000 euro. Pensionato di Campalto muore investito mentre attraversa la strada in via Orlanda nei pressi della chiesa, era volontario all'asilo nido paritario Sant'Antonio. Proteste in municipio a Mestre dei lavoratori di anagrafe e stato civile del comune, gli uffici denunciano hanno sempre meno personale e sempre più difficoltà a fornire servizi. Dal prossimo anno la pistola elettrica sarà in dotazione alla Polizia Locale di Venezia grazie alla collaborazione con gli altri comuni e anche la creazione di un corpo metropolitano. Gare clandestine, traffico sostenuto e messa in sicurezza dei platani, continua il nostro reportage sugli appelli dei residenti di Velarino al comune. L'obiettivo è eliminare l'inquinamento dei mezzi pubblici a Venezia a partire dal Canal Grande. ACTV presenta i primi dati e i progetti futuri della nuova flotta di vaporetti. Paolo Baratta in pole position per il rinnovo del mandato di presidente della Biennale. Il Ministero dei Beni Culturali al lavoro per modificare la legge che impedirebbe un altro mandato. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con la maxi operazione antidroga dei carabinieri di Venezia tra Mestre e Roma. Sentiamo i dettagli. Operazione Yaba Smuggler. Dopo 2 anni di indagini avviate a seguito di alcuni arresti in flagranza a Spinea, i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, in collaborazione con quelli della stazione di Roma Quadraro, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro a carico di 6 bengalesi, tutti responsabili di detenzione e spaccio di Yaba, meglio conosciuta come droga della pazzia. Ha portato all'arresto complessivamente di 7 persone, 6 nell'arco dell'attività di indagine e l'ultima ieri dove a Roma tramite l'indagine che abbiamo svolto e che siamo riusciti a far risalire a Roma l'attività di spaccio soprattutto in Italia, abbiamo sequestrato ben oltre 30.000 pasticche di Yaba e si tratta, per quello che ci risulta a noi, del più grande sequestro fatto in Italia. Una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo che varia tra i 7 e i 10 euro a pasticca. È utilizzata da tutti questi cittadini del sud-est asiatico e che viene utilizzata soprattutto per incrementare le proprie prestazioni lavorative, che quindi poi sul breve dà questo effetto di euforia, ma che sul lungo andare poi porta a dei danni psicofisici notevoli, con anche depressione e situazioni molto particolari. Ci preoccupa perché tutti i giovani bengalesi, che ormai sono cittadini italiani di seconda generazione, avvicinano anche i nostri ragazzi, e quindi il timore che possa succedere anche l'avvicinamento. Quindi oltre già alle problematiche che esistono di spaccio di sostanze stupefacenti, cerchiamo di monitorare anche questa nuova sostanza. Durante la perquisizione romana sono state rinvenute oltre 31.000 pasticche nascoste nel sottofondo di una valigia per un valore complessivo di oltre 200.000 euro. Altre 25 sono state invece rinvenute a Mestre. Preziosa è stata la collaborazione da parte della cittadinanza bengalese che ha permesso quindi di risalire a tutta la filiera poi con l'attività di indagine e di intercettazioni telefoniche che abbiamo fatto. In modo particolare dal comandante di stazione un padre si è presentato preoccupato perché i figli avevano iniziato ad assumere questa sostanza stupefacente e quindi si è sentito toccato di prima persona e ha capito la problematica. Tragico incidente oggi nel primissimo pomeriggio a Campalto, in via Orlanda, a perdere la vita un pensionato falciato da un'auto. È morto attraversando la strada per gettare la spazzatura, travolto da un veicolo che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. Un impatto che non ha lasciato scampo ad un pensionato di 63 anni di Campalto, volontario al nido paritario Sant'Antonio. L'incidente si è verificato in via Orlanda, sul tratto che si trova nei pressi della chiesa. Erano da poco passate le 13. L'intervento del personale del SUEM 118 è stato vano. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia locale. Pesanti e inevitabili le conseguenze sul traffico in un'arteria particolarmente frequentata che conduce all'aeroporto Marco Polo.
Il giovane di 26 anni che guidava la moto che lunedì sera a Eraclea è finita fuori strada aveva bevuto. Nell'impatto la fidanzata Sara Guernier di 29 anni seduta dietro ha perso la vita. Quando all'ospedale il ragazzo è stato sottoposto agli esami del sangue è risultato positivo all'alcol con un tasso di 1 grammo per litro ed ora è indagato per guida in stato di ebbrezza ed omicidio stradale. La coppia rientrava da una serata trascorsa alla Fiera del Rosario a San Donà. Sara Guernier, che faceva la barista lunedì sera, aveva lavorato ed insieme al compagno stava tornando a casa a Jesolo. Poi lo schianto. Protesta questa mattina in municipio a Mestre dei lavoratori dell'anagrafe URP e Stato Civile del Comune. Gli uffici denunciano hanno sempre meno personale e sempre più difficoltà a rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Una carenza di personale tale da aver messo KO i servizi di anagrafe, URP e Stato Civile del Comune di Venezia. Lo dice lo striscione che campeggia davanti al municipio di via Palazzo a Mestre per ribadire quanto sindacati e dipendenti denunciano da anni. Siamo rimasti in troppo pochi. Una situazione definita grave e con ripercussioni per tutti, non solo per la conseguente chiusura di alcuni uffici che costringe chi abita in quella zona a fare più strada per sbrigare una pratica. Per i lavoratori come assenza di personale vuol dire un incremento della mole di lavoro con una difficoltà assoluta a smaltire le pratiche e qui ricade sui cittadini perché se prima io dovevo smaltire 10 pratiche divise per 10 persone, adesso ne devo smaltire molte di più e a questo punto avrò dei ritardi sull'erogazione dei servizi. La questione potrebbe apparire tecnica e invece anche politica, perché l'emergenza che si vive, sostengono i manifestanti, non è dettata da eventi improvvisi e imprevedibili o indipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale. È una scelta politica, si è privilegiata la scelta che rende di più in termini di visibilità, quindi assumiamo tanti vigili forse fanno consenso, forse uno all'anagrafe più di tanto consenso non fa. Per cui tutte le risorse sono state dirottate verso la polizia locale. I lavoratori sono saliti nella sala consiliare di via Palazzo dove si discuteva proprio del loro caso in una seduta congiunta della prima e 10ª commissione. Temono tra l'altro che i prossimi pensionamenti possano davvero assestare il colpo del KO al settore. Sono state date delle risposte troppo blande che riteniamo assolutamente insufficienti con l'assunzione di pochissime persone, tenendo conto che si tratta di pratiche che incidono nella vita di imprese, di persone, di famiglie, che quindi esigono celerità e cura massima nella erogazione delle certificazioni che questi servizi erogano. Dunque, l'avete sentito, i lavoratori comunali in protesta hanno assistito alla seduta consiliare che riguardava la loro situazione. A portare il caso all'ordine del giorno la consigliera Monica Sambo. I carichi di lavoro sono enormi, sono all'incirca 1 milione tra attività e pratiche in senso proprio, che ovviamente divise tra i 116 dipendenti che erano presenti a marzo sono all'incirca 9.000 pratiche a persona, pratiche e attività a persona. Ovviamente le pratiche vanno da quelle più semplici a quelle molto complesse per le quali sono necessarie anche settimane di lavoro. Lavorano già sepolti sotto migliaia di pratiche a testa, ma per i dipendenti di anagrafe e Stato Civile del Comune di Venezia il futuro potrebbe tingersi di tinte ancora più fosche, se è vero che all'orizzonte è in arrivo un'altra decina di pensionamenti. Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico, è tra coloro che denuncia dal 2016 la carenza di organico di questo settore della pubblica amministrazione veneziana. Un allarme rilanciato attraverso una doppia interrogazione presentata durante la seduta congiunta della 10ª e della 1ª commissione consiliare, di cui è presidente, e davanti ad una delegazione dei lavoratori. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta dal Comune, anzi ci sono state reazioni entusiaste dei nuovi servizi. Noi ascoltiamo i cittadini, soprattutto di quelle municipalità che sono state private dell'anagrafe o comunque dove sono state diminuite le anagrafi. Ricordo solo quella di Parco Bissuola che ha comportato anche lo svuotamento dei servizi all'interno del parco e quindi anche un problema di degrado poi e di poca valorizzazione del parco stesso, perché hanno tolto tutti i servizi.
Nuovi cambiamenti nel corpo della polizia locale veneziana. Con il nuovo anno i vigili potrebbero essere dotati tutti di taser. Creare un corpo di polizia locale metropolitano, è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale. Le condizioni ci sono, a partire dalla collaborazione già in atto tra i vari comuni, che con varie convenzioni hanno già avviato azioni di presidio del territorio condivise, inviando squadre di supporto in occasione di vari eventi. Alla base c'è però una rivoluzione del modo di pensare al vigile urbano, con una grande novità. Crescita esponenziale per quello che è il Corpo di Polizia Locale Venezia, non per ultimo quello che è un corso di formazione e preparazione che si svolgerà nell'ambito di 2 anni per i nuovi ufficiali che non sono ex agenti, ma sono persone laureate che hanno determinate caratteristiche e che faranno un corso specializzato e specialistico assieme a docenti di altissimo livello, tra i quali vedremo anche il nostro procuratore capo, il dottor Cherchi. Cambiano anche i numeri, crescono. In origine erano 5, nel 2019 sono 200 e presto arriveranno nuove assunzioni. Così come i mezzi, in primis l'utilizzo del taser, l'arma a impulsi elettrici. Sempre più il corpo di polizia locale ritengo debba essere allineato a quelle che sono le altre forze di polizia, perché le competenze, pur essendo ben circoscritte, ci chiedono di intervenire con grande professionalità e specializzazione. Quindi su questo noi dobbiamo lavorare, c'è ancora molto da fare, anche se molto è stato fatto, come la riorganizzazione del corpo, per poi passare a quelli che sono beni strumentali, le nuove auto, le nuove imbarcazioni che stanno arrivando, il taser che è stato dato in dotazione al nostro corpo, che mi auguro al fine della fase sperimentale diventi poi strumento ordinario per tutti i reparti operativi. Ecco, quanto manca alla fine di questa fase sperimentale? Siamo abbastanza vicini e diciamo che presumo che con l'anno nuovo si possa ragionare per quello che è l'estensione. Espulsione con accompagnamento alla frontiera per un colombiano ladro seriale di valigie, allontanato dall'Italia anche un romeno con diversi precedenti. Era stato accompagnato dalla polizia alla frontiera nel 2009. A distanza di 10 anni un colombiano di 62 anni è rientrato in Italia ed è stato nuovamente espulso. Ladro seriale di bagagli sui treni, condannato nel 2008 per furto aggravato, in quel caso alla passeggera di un aereo, era stato rintracciato a luglio dalla Polfer di Mestre. Dopo aver scontato un periodo in carcere per l'ennesimo furto è stato espulso. Allontanato dall'Italia anche un romeno di 31 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ricettazione, falsa attestazione a pubblici ufficiali, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, trovato dai carabinieri di Pellestrina a dormire in prossimità di uno sportello bancomat. Le loro proteste sono più volte approdate sulla scrivania dell'ufficio protocollo di Ca' Farsetti, ma fino ad oggi sono rimaste inascoltate. Per questo i residenti del comitato Zelarino e dintorni hanno voluto denunciare la cosa alla nostra rubrica Lo dico ad Antenna. Sentiamo. Dalle gare clandestine al traffico eccessivamente sostenuto, passando per il nuovo imbuto di auto in coda creato dal nuovo impianto semaforico, fino al cedimento di parte dei fossati con il conseguente pericoloso sbilanciamento pure dei filari dell'illuminazione pubblica. Come abbiamo già protocollato e segnalato, fatto anche delle istanze, questi platani, alberi che ormai hanno un'altezza superiore per quello diciamo che possono sopportare su queste strade. Insomma, non c'è pace per i residenti delle vie Scaramuzza e Gatta, Zelarino appunto. Qui la gente chiede in primis di mettere in sicurezza i monumentali platani. Voi non chiedete che gli alberi vengano abbattuti, piuttosto cosa chiedete? No, chiediamo solo che vengano monitorati intanto rispetto appunto alla sopportazione di queste strade, però che possono al limite essere messi in sicurezza, perché i cittadini ogni volta che c'è un leggero temporale o quello che un po' di vento
questi qua potenzialmente sono veramente pericolosi. Abbattuto da un fulmine meno di un mese fa uno di questi platani, fortuna ha voluto che in quel momento non transitasse nessuno. L'altezza dei meravigliosi alberi, che vede esemplari oltre i 20 metri, trova il suo equilibrio nelle profonde radici, che però notoriamente sbilanciano nel manto stradale, creando le vistose quanto pericolose crepe visibili anche a occhio nudo. Tante le denunce pubbliche e private fatte, andate a vuoto, l'ultima in ordine di tempo alla marcia antismog dei primi del mese corrente. Quindi voi avete chiesto più volte all'amministrazione comunale di ricevervi, ma ogni volta cosa succede? Cercano sempre di sviare, addirittura magari ci danno una data, poi revoca. Il comitato dei residenti di Zelarino chiede un tavolo urgente con il comune, nella speranza che anche stavolta non sopraggiunga qualche strano impedimento. E se anche voi avete delle segnalazioni da fare alla nostra rubrica Lo dico ad Antenna, dedicata appunto a voi telespettatori, lo potete fare ai contatti che vedete in sovraimpressione. redazione@antenna3.it è l'indirizzo mail, 0422 0230898 il numero della nostra segreteria telefonica, mentre 351 1755 340 il numero per i messaggi SMS o WhatsApp. L'azienda di trasporto pubblico veneziana ci ha presentato quest'oggi in anteprima i primi risultati dall'inizio della sperimentazione, dati positivi in linea con le previsioni e nuovi progetti. L'obiettivo è quello di combattere l'inquinamento dei vaporetti. Sentiamo. Venezia, città in prima linea a combattere l'inquinamento, anche nel delicato trasporto pubblico locale, in particolare nelle linee di navigazione con motoscafi e vaporetti in laguna. A CTV, l'azienda di trasporto pubblico locale, anche per la navigazione, come spiega il direttore del settore Gianluca Cuzzolin, da anni è impegnata concretamente. A seguito di una rimotorizzazione di 50 barche che è partita intorno al 2015, abbiamo avuto che le tarature delle centraline, equivalenti a circa il motore dell'automobilistico Euro 6, hanno portato a una consistente diminuzione delle emissioni sia di anidride carbonica che di tutte le altre sostanze emissive dei nostri motori. L'impegno non è affatto concluso e ci sono altri progetti in arrivo per rendere Venezia città sempre più green nel trasporto pubblico in laguna. Stiamo sviluppando invece un progetto di una nave con trazione ibrida, diesel elettrico. Il primo prototipo è in linea adesso, che si chiama E1, e lo stiamo sperimentando. Obiettivo finale è raggiungere l'impatto zero nell'inquinamento a partire dal Canal Grande. Se anche in questo caso l'applicazione del modello Waterbus ci confermerà la bontà dei nostri dati, procederemo alla rimotorizzazione di 35 vaporetti con trazione diesel elettrica e la potenzialità di poter andare in Canal Grande al 100% elettrico, azzerando completamente le emissioni in questo centro storico di Venezia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Il patto per l'autonomia annuncia un'intera giornata di informazione e dibattito sull'argomento. L'appuntamento è per il prossimo 23 novembre in Piazza Ferretto. Manteniamo la posizione che storicamente i movimenti che sono confluiti nella nostra organizzazione hanno sempre avuto, cioè quello di essere a favore della separazione tra la città di terraferma e quella isolare, perché sono due realtà diverse che hanno esigenze diverse operative, che hanno prospettive diverse e devono essere gestite in modo diverso, non è un problema grave. Sì alla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Patto per l'autonomia si schiera in vista del referendum del 1° dicembre. Le due città devono avere ognuna una propria amministrazione. Che sia possibile senza drammi lo si è visto in un precedente che proprio in questo periodo compie 20 anni. Abbiamo visto che Cavallino, con il fatto di essersi separato a Venezia, senza nulla togliere a Venezia,
ha prosperato meglio di prima, ha più servizi, sta meglio. Lo stesso dicasi per Mestre e per Marghera, che sono la parte più importante e più popolosa della città, ma sono aggregati a uno dei più grandi poli turistici e storici del mondo, e con delle esigenze che sono sempre difficili da contemperare. Non solo votare, ma anche essere informati sull'argomento del voto rappresenta un diritto. Per questo il Patto per l'Autonomia sta organizzando per il 23 novembre un'intera giornata di democrazia diretta in Piazza Ferretto a Mestre. Siamo contrarissimi a una cosa, all'astensionismo, perché pensiamo che chi fa propaganda per l'astensionismo non merita il voto. Quando chiede il voto è meglio astenersi dal votarlo. Allora, il cittadino prima di votare ha necessità di informarsi. I gruppi che sono a favore o che sono contro la separazione, abbiamo invitati tutti quanti a presentarsi, richiedere lo spazio, a presentarsi in Piazza Ferretto il 23 novembre per poter dare al cittadino un servizio. Vuoi sapere perché siamo favorevoli, vuoi sapere perché siamo contrari, stiamo tutti quanti lì al servizio del cittadino, che così sarà informato prima di andare a votare. Baratta verso la riconferma alla guida della Biennale. Il presidente della fondazione, in scadenza a gennaio del 2020, è in pole position per il rinnovo. Il Ministero dei Beni Culturali è al lavoro perché deve essere modificata la legge che allo stato attuale impedirebbe un altro mandato. Si va verso la conferma di Paolo Baratta alla presidenza della Biennale di Venezia, almeno così dicono le indiscrezioni. Una cosa è certa, Baratta è in scadenza di mandato a gennaio 2020, ma tutti gli enti locali, dal governatore del Veneto Luca Zaia al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, hanno molto apprezzato l'operato svolto da Baratta in questi anni alla guida dell'importante istituzione culturale veneziana. Il grande lavoro di Baratta, insieme a quello dei suoi più stretti collaboratori, come il direttore generale Andrea Del Mercato, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera, hanno lasciato il segno, e la città spinge per la conferma di questo fortunato sodalizio. Non è un mistero poi che Baratta goda della stima dell'attuale ministro ai beni culturali Dario Franceschini. L'interessato però, all'indomani della chiusura della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, circa un eventuale prossimo mandato, aveva scherzosamente invocato la facoltà di non rispondere, precisando però di non essere disponibile per una proroga di un solo anno. Baratta, insomma, se designato, intende sviluppare un mandato completo per il prossimo quadriennio, con pieni poteri e la possibilità di incidere nel medio periodo, come è stato nei precedenti mandati. Chissà se qualcosa trapererà al riguardo lunedì prossimo a Cal Giustinian, quando proprio Baratta e Barbera presenteranno il Biennale College della stagione 2019-2020. Un segno premonitore? Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento con la nostra programmazione, come sempre dopo il TG di Treviso torna 20:10. Questa sera parleremo di cambiamenti climatici con il professor Tommaso Anfodillo, ecologo forestale, ed il professor Pietro Zangheri, geologo. È tutto, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Torna l'alta pressione, inizia dunque una parentesi maggiormente stabile e anche il clima sarà più mite. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 ottobre. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 7 e 14 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna del bel tempo, anche qui con sole ovunque e il cielo sereno. Temperature minime tra 9 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con tanto sole su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 8 gradi, massime in aumento sui 23 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.